Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, tanta la cronaca in primo piano, ma parleremo anche del maltempo che era annunciato, che ha colpito soprattutto la Marca trevigiana, due zone in particolare che sono quelle di Ponte di Piave e di Salgareda, dove per noi abbiamo il nostro Christian Arboit con Lucio Zanato. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela. Lucio Zanato in questo momento ti sta mostrando le immagini relative al sottopasso di Ponte di Piave. Siamo nel cuore di Ponte di Piave, epicentro dell'emergenza maltempo di queste ore nella Marca trevigiana. Maltempo che si è abbattuto nella prima mattinata di oggi, soprattutto qui a Ponte di Piave, a Salgareda, nella zona di Motta di Livenza. Ci sono interventi anche in altre parti della Marca trevigiana. Questa la fotografia di giornata, siamo a ridosso del municipio, anche il municipio di Ponte di Piave ha riportato dei danni. Qui con me e Lucio c'è Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave. Sindaco, una situazione che sta evolvendo ora dopo ora, voi avete riportato dei danni. Sì, sia al municipio che anche appunto abbiamo avuto tutta la parte del sottopasso. Io ringrazio le squadre dei volontari, naturalmente i miei collaboratori comunali, la polizia locale, i vigili del fuoco che ci stanno aiutando non solo per le abitazioni nella parte centrale, ma anche tutta quella che è l'attività legata al lavoro che stiamo facendo qui. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola, e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale e fare in maniera che non ci sia il passaggio, proprio perché è venuto direttamente alle 7:30. Questa è la situazione, infatti abbiamo avuto dell'ingresso di acqua e chiaramente adesso stiamo lavorando proprio per riportare tutto alla normalità. Quindi tutti gli scantinati allagati, non solo del municipio ma anche di tante vie qui laterali. Nelle parti centrali chiaramente c'è stata veramente una straordinarietà dell'evento, ma oltre a tutto la situazione che ci ha creato anche un grosso problema è proprio stato il sottopasso provinciale, nel quale si è riempito d'acqua in tempo zero e ha avuto questa situazione con grossi problemi, che ha portato quindi ad andare in tilt sia alla rete fognaria, che è la parte legata alla rete invece delle acque bianche, che alle acque meteoriche. Cioè c'è stata una cosa straordinaria. Parliamo del sottopasso di Viale Europa, però altri sottopassi risultano allagati in questo momento, anche il sottopasso di Fagare della Battaglia, per intenderci, nel territorio comunale di San Biagio di Callalta. Fra poco disturberemo anche Antonio Zambon, che chiaramente era al telefono. Sono minuti, ore di lavoro, anche minuti concitati per i vigili del fuoco. Dove state operando in questo momento? Quanti interventi attivi non solo a Ponte di Piave ma in tutta la provincia? Allora, in tutta la provincia stiamo lavorando, soprattutto qui a Ponte di Piave, come vedete, poi abbiamo qualche intervento aperto a Salgareda e nel Mottense, ecco. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Ispettore Zambon, possiamo parlare di una bomba d'acqua questa mattina alle 8? Ma diciamo che la situazione meteorologica in questi ultimi anni ci porta, diciamo, a ragionare su questo senso di precipitazioni. Ecco. Adesso i quantitativi di acqua non ce li ho al momento presente, però abbiamo assistito anche nel passato, soprattutto in questi periodi, sempre dei rovesci temporaleschi improvvisi che ovviamente le città non riescono, e gli scarichi non riescono a far fronte. Ecco. Quante squadre stanno operando in questi minuti? Siamo in Ponte, abbiamo circa 5 squadre impegnate, ma su tutta la provincia c'è il soccorso tecnico urgente normale, ordinario. Più abbiamo 2 squadre qui a Ponte di Piave e una a Motta di Livenza in
appunto per queste problematiche. Grazie ispettore Zambon. Sindaco Roma, lei ha attivato anche il centro operativo comunale, la protezione civile qui a Ponte di Piave è in campo. Sì, io li ringrazio da stamattina tutti e i 2 gruppi di protezione civile, oltre ai volontari che si sono legati a questo, ma voglio ringraziare anche Piave Servizi perché questo ha portato una commistione anche per la parte delle acque legate proprio alla fognatura e all'acquedotto, e quindi li ringrazio perché i loro tecnici sono intervenuti simultaneamente anche con la parte del consorzio di bonifica. La provincia adesso ci sta dotando anche di un'ulteriore pompa per liberare appunto quella parte legata a via Europa, che è quella strada provinciale fondamentale di transito che ci collega con via Postumia, quindi anche lì rimane intanto chiusa per permettere che prima si ristabilizzi in centro. Senta Sindaco, siamo stati in via Alcide De Gasperi, i cittadini parlano anche di manutenzione della rete fognaria, ci può dire qualcosa in merito? Guardi, Piave Servizi è sul posto da questa mattina, la questione è che c'è stato come abbiamo potuto vedere anche prima dalle caditoie, sono piene sia quelle delle acque bianche che quelle delle acque nere e ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo solo levarla dal punto di vista a monte, quindi adesso si stanno attivando anche tutta la parte del consorzio di bonifica per vedere se riusciamo a riattivare un qualcosa spostando la situazione. La straordinarietà dell'evento è importante e quindi l'acqua anche quando viene aspirata va mandata nei luoghi dove si possa anche andare a toglierla sostanzialmente e che non torni indietro. Quindi parliamo di un qualcosa di straordinario. Sicuramente, perché non abbiamo mai visto in una condizione così anche avere l'acqua di queste situazioni. Grazie Sindaco Paola Roma, grazie ispettore Zambon. Allora, più interventi in corso nella Marca trevigiana, qui a Ponte di Piave, a Salgareda, Motta di Livenza, ma adesso vi mostriamo anche le immagini fatte da Lucio Zanato che riguardano un cedro che si è rovesciato, che è caduto al suolo in via Ellero. Siamo nella zona di Santa Maria del Rovere a Treviso, un cedro di grosse dimensioni, 20 metri di altezza, che per poco non ha sfiorato un'abitazione. Possiamo parlare di una tragedia sfiorata anche guardando alle immagini. Una situazione in evoluzione chiaramente, se ci saranno aggiornamenti Daniela con Lucio Zanato ti richiederemo la linea. Per il momento è tutto, ti lasciamo con questa immagine che è l'immagine di giornata. Da Ponte di Piave è tutto, con Lucio Zanato ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Lucio Zanatta. Come avete sentito, molte sono le zone che sono finite sott'acqua. Abbiamo saputo proprio ora che anche nella zona di Spresiano ci sono stati dei problemi, ci sono scantinati allagati. Insomma, una situazione di emergenza anche in quella zona. Vi racconteremo di questo durante questa nostra prima edizione, ma anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 di Treviso. Ora cambiamo argomento, andiamo a Mogliano Veneto e parliamo di ladri scatenati nella notte. Ce ne parla la nostra, vediamo già sullo schermo, la nostra Francesca Bozza. Francesca, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniele, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo in Piazzetta del Teatro, insieme a noi l'assessore vice sindaco di Mogliano Leonardo Muraro. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno a tutti voi. Parliamo di sicurezza, lo hai già accennato tu Daniela, nella notte c'è stato questo colpo in un autolavaggio a Mogliano, i malviventi hanno preso di mira una delle casse per il lavaggio automatico, per il self-service, l'hanno scassinata e quindi insomma il tema furti resta in primo piano. Resta però in primo piano anche il tema sicurezza qui in paese, con un incontro che c'è stato con l'associazione dei commercianti e l'amministrazione comunale, il sindaco, il vice sindaco, l'assessore alle attività produttive e sono emerse insomma delle criticità legate a determinate aree del comune ben note, che voi conoscete bene, vice sindaco. Le conosciamo bene, è un problema che abbiamo sempre condiviso assieme anche i commercianti di Mogliano. C'è stata questa ulteriore riunione anche in previsione dell'apertura della piazza, ricordiamolo, perché noi stiamo intervenendo anche a sostegno del commercio. Proprio questa sera ci sarà una delibera nel Consiglio Comunale che darà finanziamento di quasi 100.000 euro proprio a sostegno del commercio per i danni subiti in questo momento. La sicurezza la stiamo tenendo con particolare attenzione, soprattutto nel centro storico. Abbiamo dei punti dove sono sorvegliati
attivati costantemente 24 ore su 24 da polizia locale e carabinieri, perché insieme è una forza molto devastante per quanto tiene la prevenzione. I punti sono quelli famosi, diciamo la stazione, l'area del Broletto, che è un'area un po' secondaria vicino alla piazza dei donatori di sangue. C'è quest'area dove nella parte più sud del centro storico di Mogliano che dalle volte ci sono questi ragazzi che creano queste problematiche. Di fronte a questo noi stiamo intervenendo, vogliamo attivare una pattuglia a sostegno di vicinanza e anche come azione sia deterrente ma anche psicologicamente, far vedere la polizia che cammina dall'apertura della piazza, per cui fino alle 8:30, 9, ore 21, e stiamo attivando attraverso la polizia locale e l'Associazione Nazionale di Carabinieri in Congedo questo deterrente e questa situazione di positività. Non si preoccupi, d'altronde vice sindaco è sempre contattato da tutti. Praticamente delle passeggiate, chiamiamole così, delle passeggiate serali, proprio per far vedere la presenza delle forze dell'ordine, della polizia locale, dei carabinieri in congedo in quelle aree più critiche, anche perché voi temete che una volta che la piazza sarà completata e quindi riaperta possa diventare poi un centro di aggregazione. Sicuramente quello che vogliamo è che sia un centro di aggregazione positivo dove possano venire le famiglie, i bambini, i ragazzi a giocare. È proprio per questo anche la presenza di una divisa dà una garanzia e una sicurezza a tutti coloro che vogliono vivere la città nella pienezza della gioia e della serenità. Ecco, un centro di aggregazione appunto positivo e non un centro di aggregazione magari per chi ha voglia di divertirsi in modo sbagliato, come purtroppo accade spesso e vede protagonisti giovanissimi. Ma i giovanissimi, sì, anche questo è un problema legato all'educazione delle famiglie. Noi stiamo lavorando anche con l'assessore che abbiamo alla famiglia, sta lavorando tantissimo nella prevenzione e nell'educazione sia scolastica ma anche familiare per cercare di tamponare questa azione. Ringraziando Dio, in questo momento a Mogliano non abbiamo grandi esempi di violenze, però come meglio sappiamo la prevenzione è la cosa migliore. Dobbiamo dire che abbiamo anche la nostra azione polizia locale e carabinieri è molto attiva. Ricordo che fino adesso sono già stati fatti all'inizio dell'anno 17 DASPO, per cui insomma sono state individuate le persone che erano coloro che creavano un po' più di problemi e sono stati allontanati, per cui ripeto ai cittadini moglianesi, viviamo tutti insieme questa bellezza e questa nuova piazza che ci sarà dal circa 16-20 di giugno con tanti eventi, lavoriamo per la serenità vostra e viviamo un'estate meravigliosa nella nostra città, anzi invitiamo anche coloro che vogliono nelle vicinanze a venire a vedere il grande lavoro che ha fatto l'architetto Follina, un grande maestro di architettura che ha rinnovato questa piazza di Mogliano Veneto. E anche l'invito ai cittadini è quello di segnalare subito alle forze dell'ordine laddove ci siano delle situazioni poco chiare. Questo abbiamo un WhatsApp sempre attivo, abbiamo un numero di emergenza della polizia locale 0422 63 23 00 fino dalle 7:30 della mattina alle 19 di sera. Dopodiché si chiama il 112 e invece magari di perdere tempo mettere nei social, chiamate subito il numero. Sicuramente arriveranno, magari non immediatamente, ma dopo 4, 5, 10 minuti arrivano. La polizia locale quando è attiva a Mogliano, noi abbiamo un consorzio Mogliano, Preganziol, Casier, il tempo di arrivo della pattuglia medio annuale è di 9 minuti e mezzo. Insomma, questa è la situazione, questa è, diciamo così, l'iniziativa che il Comune di Mogliano intende mettere in campo proprio perché la città sia vissuta nel modo migliore per godere poi anche della nuova piazza che arriverà rinnovata a metà giugno. Grazie davvero al vice sindaco Leonardo Muraro. Con Nicoletta Rizzetto da Mogliano per ora è tutto. Grazie davvero a Francesca Bozza, Nicoletta Rizzetto e al suo ospite. Ovviamente noi continuiamo e parliamo sempre di furti, ma ci spostiamo in provincia di Udine dove ci sono state 2 intrusioni dei ladri in 3 settimane. Preso di mira il chiosco del campo di calcio dell'Udine United, stavolta però i ladri potrebbero aver lasciato una traccia del loro passaggio.
Forse stavolta i malviventi hanno commesso un errore. Tracce di sangue sono state lasciate sul vetro spaccato per aprire la finestra del chiosco del centro sportivo dell'Udine United. La polizia è intervenuta anche con personale della scientifica dopo la scoperta dell'intrusione, la seconda in 3 settimane. Secondo quanto si apprende, avrebbe raccolto tracce ematiche che potrebbero essere state lasciate dal ladro dopo aver spaccato il vetro e averci infilato il braccio dentro per aprire l'infisso. Nel giro di 3 settimane il chiosco è stato preso di mira 2 volte. Partendo dall'ultimo episodio in ordine di tempo, i ladri nella notte tra il 18 e il 19 maggio hanno spaccato il vetro di una finestra e si sono introdotti all'interno dei locali, dove hanno portato via alcolici, bibite varie e generi alimentari, tra cui salame e una mortadella, lasciando all'interno la devastazione e sulla finestra spaccata un danno rilevante. Del bottino non fanno parte soldi contanti, dal momento che non ce n'erano. Ad accorgersi del furto è stato il vicepresidente dello United Mirko Stella, quando lunedì mattina, recatosi al campo, ha notato la porta del bar aperta e le luci accese, prima della finestra con il vetro frantumato dai malviventi. Le forze dell'ordine intervenute per i rilievi stanno indagando dunque per tentare di individuare il colpevole. Nell'episodio del 25 aprile invece l'intrusione aveva prodotto solo danni materiali. I ladri avevano forzato una finestra che, staccandosi, era caduta su una piastra a induzione del locale cucina. In quel caso non era stato portato via nulla. E anche una Renault Twingo è stata rubata oggi in via Rosta, sempre in zona di Udine. A denunciare il furto è stato proprio ai Carabinieri di Udine, è stato proprio il proprietario. E poi un furto di attrezzature da lavoro da un furgone denunciato da un uomo di 46 anni, è stato effettuato ieri, era parcheggiato in via Emilia, ha forzato ovviamente la portiera, è stato asportato tutto il materiale. Noi continuiamo con la cronaca, torniamo nel Veneto. Il 5 maggio del 2024 gettò sua figlia di appena 5 anni dal balcone di casa. Il padre 44enne assolto dall'accusa di tentato omicidio, una storia che scosse la comunità di Cinto Caomaggiore. Era in preda a un delirio, incapace di intendere e volere al momento dei fatti e quindi non imputabile. Si chiude così con la sentenza di assoluzione in rito abbreviato la terribile vicenda della bimba di 5 anni gettata dal balcone a Cinto Caomaggiore. A buttarla giù il padre, un 44enne professionista in quel momento disperato perché stava naufragando la nuova relazione avviata dopo l'interruzione di quella con la madre della piccola. La stessa procura aveva chiesto l'assoluzione ritenendo l'uomo non imputabile. Era il 5 gennaio 2024, la piccola era stata affidata al padre sulla base di accordi tra familiari. I genitori della bimba si erano lasciati, ma erano rimasti apparentemente tra loro in buoni rapporti, fino a quella sera quando l'uomo improvvisamente aveva chiuso la bimba all'esterno sul terrazzo di casa e poi l'aveva scagliata giù, un volo di almeno 4 metri, prima di lanciarsi lui stesso a terra. La bambina aveva rimediato un violento trauma cranico, venendo poi ricoverata all'ospedale di Treviso, fortunatamente cavandosela. L'uomo, pur con fratture agli arti inferiori, aveva tentato una fuga disperata, venendo poi bloccato dai residenti e consegnato ai carabinieri subito chiamati dai vicini di casa, che raccontarono le sue frasi deliranti. Una, in particolare: "Se chiudo gli occhi, moriamo tutti". In un primo momento il giudice aveva applicato nei suoi confronti il regime di libertà controllata per 6 mesi. Nel periodo successivo all'episodio l'uomo ha seguito un percorso al centro di salute mentale, assumendo tutti i farmaci che gli erano stati prescritti. Un supplemento di perizia ha stabilito che non è più socialmente pericoloso. Nel frattempo la potestà genitoriale gli è stata sospesa e per l'uomo vige il divieto di avvicinamento alla bimba. E parliamo ora di un'aggressione che è avvenuta a Schio. Scatta la denuncia per 3 persone, una arrestata nel corso di una perquisizione, aveva quasi 1 chilo di droga nascosta nella borsa frigo. Sono scattate 3 denunce per le ipotesi di reato di lesioni personali, danneggiamento e spaccio di stupefacenti al termine di articolate indagini condotte dai carabinieri. Indagini scaturite da un'aggressione avvenuta lo scorso 21 marzo in centro a Schio, dove un uomo del posto era stato aggredito da 3 soggetti. Secondo le ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per motivi legati allo spaccio. L'aggredito, per sfuggire alla violenza in quel frangente, aveva trovato riparo a bordo di un'auto in transito con
condotta da un giovane estraneo ai fatti. L'auto era stata danneggiata durante l'episodio. La svolta delle indagini è arrivata quando i militari hanno dato esecuzione a 3 decreti di perquisizione personale e domiciliare. Nell'abitazione di uno degli indagati sono state sequestrate dosi di hashish e 3 bilancini di precisione nascosti all'interno di indumenti. Inoltre sono stati trovati in un locale pertinenziale dell'abitazione 8 panetti di hashish per un totale di circa 800 grammi nascosti all'interno di una borsa frigo. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto in carcere a Vicenza in attesa dell'udienza di convalida su richiesta della procura berica. Nell'abitazione di un secondo indagato invece sono stati sequestrati 2 involucri contenenti complessivamente 6 grammi di hashish. Ed ora invece andiamo a Padova, il processo ad Eric Zorzi, accusato dell'omicidio della ex moglie Nicoletta Rotaro, a cui avrebbe inscenato il finto suicidio. Ripreso questa mattina il dibattimento con l'interrogatorio del 42enne, ce ne parla la nostra Valentina Visentina. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dal Tribunale di Padova e possiamo proprio dirlo, è entrato veramente nel vivo il processo ad Eric Zorzi. L'imputato è stato interrogato in questi minuti dagli avvocati di parte civile, prima dall'avvocata Aurora D'Agostino del parte civile per il Centro Veneto Progetti Donna e poi dalle avvocate della famiglia di Nicoletta Rotaro. C'è stato anche un momento particolarmente diciamo anche duro da vivere, perché hanno fatto risentire in aula l'audio in cui Nicoletta esalava l'ultimo respiro. Era presente la mamma, la signora non ce l'ha fatta ed è uscita dall'aula disperata. Sono stati momenti veramente difficili, ma diciamo che il momento cruciale si è vissuto veramente pochi minuti fa, quando al termine del suo interrogatorio l'avvocata della famiglia Rotaro ha fatto una domanda che fino a prima non era mai stata rivolta ad Eric Zorzi, ovvero come mai l'uomo avesse registrato il momento in cui aveva comunicato alle figlie che la mamma era morta. Dopo un tentennamento di Eric Zorzi, che ha detto l'ho registrato perché non sapevo che cosa dire e lo volevo riascoltare, l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere a questa domanda. Poi in aula è stato ricostruito il rapporto tra l'imputato e l'ex moglie Nicoletta Rotaro, da cui si stava separando, una separazione molto difficile, nonostante la donna si fosse rivolta ad un avvocato e avesse ottenuto anche dal tribunale il provvedimento in cui insomma si diceva che l'uomo doveva uscire di casa. Insomma, è tutto quello che fino adesso Eric Zorzi ha raccontato, ovvero che voleva registrare la moglie, che quella notte voleva registrare la moglie perché voleva chiarire la gestione della separazione. Insomma, è un po' venuto meno, ricostruendo gli anni difficili e lunghi in cui Nicoletta aveva tentato di separarsi e aveva avviato le pratiche della separazione. L'interrogatorio poi proseguirà e vedremo insomma quando saranno calendarizzate le prossime udienze fino alla sentenza, che dovrebbe essere comunque prevista entro giugno. Ma questa non è l'unica notizia della giornata per quanto riguarda il Tribunale, perché è arrivata un'altra notizia molto importante perché riguarda la registrazione dei figli delle mamme arcobaleno. La madre intenzionale può riconoscere il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita. È la sentenza della consulta. Il divieto alla registrazione quindi è incostituzionale. Lo ricorderete, a Padova erano stati registrati dal sindaco Sergio Giordani i certificati di nascita di oltre 30 bambini con entrambe le madri, la madre biologica e la madre intenzionale. Il provvedimento era stato poi preso in mano dalla procura, ma la Corte Costituzionale è arrivata la sentenza che dice è incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Lo ha stabilito la consulta con la sentenza depositata oggi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate dal Tribunale di Lucca. Quindi serve un rapporto equilibrato e continuato con entrambi i genitori e non
non riconoscere il figlio con il figlio nato potrebbe ledere i suoi diritti. Si è espresso con molta soddisfazione il sindaco della città Sergio Giordani. Sentiremo poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali anche le sue dichiarazioni. Per il momento da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentina e noi continuiamo con la cronaca sempre dalla provincia di Padova. Inutili soccorsi del 118 per un uomo di 53 anni di Curtarolo, Marco Ceccarello, che ieri pomeriggio ha accusato un malore mentre stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione alla canna a fumare e ai pannelli fotovoltaici del tetto di un'abitazione di Gazzo. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari chiamati dai colleghi, l'uomo non ce l'ha fatta. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, dei tecnici dello Spisal e il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. Ancora maltrattamenti in famiglia, rimaniamo sempre a Padova, arrestato un 41enne nigeriano che picchiava con la verga moglie e figli. Quando lo hanno arrestato per maltrattamenti ai figli colpiti più volte con la verga, si è giustificato dicendo che nel suo paese, Nigeria, funziona così. Ad incastrare il 41enne nigeriano un video della moglie che con il telefono ha ripreso le violenze e poi ha mostrato le immagini brutali ai carabinieri. La donna, anche lei, vittima negli anni di soprusi e degli atteggiamenti violenti dell'uomo, ha ripreso il marito mentre con la verga colpiva i 3 figli di 4, 6 e 10 anni. Il 41enne è ora indagato per maltrattamenti. Il pubblico ministero ha imposto il divieto di avvicinamento alla famiglia e l'obbligo di versare loro 400 euro al mese. Gli abusi e le violenze erano iniziate nel 2014. La donna aveva denunciato, poi spaventata aveva ritirato le accuse. Il 41enne si è giustificato dicendo che in Nigeria le donne vengono trattate così. Poi, quando le aggressioni sono cominciate nei confronti dei figli, la donna ha ripreso le violenze e portato tutto quanto ai carabinieri. E torniamo a parlare di maltempo e torniamo a Ponte di Piave, una delle zone più colpite, dove lo vedo già nello schermo il nostro Christian Arboit. Christian, a te la linea, buongiorno ancora. Sì, buongiorno di nuovo Daniele, anche da parte di Lucio Zanato. Abbiamo cambiato location, siamo a poche centinaia di metri dal municipio di Ponte di Piave che è finito sott'acqua. Vi abbiamo mostrato il sottopasso pedonale. Questa è un'altra zona di Ponte di Piave, siamo in via Alcide De Gasperi. Questo il condominio, uno dei condomini più colpiti. Di fatto si è creata una vera e propria piscina questa mattina poco dopo le 8, dopo la bomba d'acqua di cui vi abbiamo raccontato anche poco fa con la sindaca Paola Roma e l'ispettore di Vigili del Fuoco Antonio Zambona. Qui con noi c'è un giovane residente, Giuseppe, che cos'è successo questa mattina? Tanta acqua e non è la prima volta che succede, quindi nel giro di un'ora e mezza si è allagato tutto. Chi è riuscito a spostare le macchine, abbiamo spostato le macchine, e qualcuno giustamente, se è a lavoro o è arrivato troppo tardi, non è riuscito a spostarla. Nessuno ha le macchine di noi in garage, per fortuna, però non sta scaricando e noi siamo bloccati così. Avete visto un'ora fa, ma siamo così dalle 10, quindi E proprio questo è il tema, non scarica, l'acqua non sta scaricando, è tutto fermo. Sì, è tutto fermo. Da noi qualcosa si è abbassato qua, ma noi dietro abbiamo tutti i garage, la zona dei garage, ma è così, è come fino alle ginocchia, insomma. E aspettando le autopompe dei vigili del fuoco, della protezione civile. Hanno dato priorità al sottopasso e ci sono anche altre case, per carità, io non voglio dire niente, però giustamente qui abbiamo fatto presente, ma devono venire. Quindi le auto sono state messe in salvo, avete avuto la prontezza e il tempo per farlo, ma ci sono elettrodomestici, ci sono anche sì, altre... io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e altri elettrodomestici, quindi sicuramente il danno c'è. Situazione abbastanza critica. Sì, purtroppo sì.
E senti Giuseppe, voi puntate anche un po' il dito contro le manutenzioni, non solo te, questa mattina abbiamo sentito diverse persone, questa sera Daniela, insomma sentirete le reazioni in Ponte di Piave nel corso dei nostri telegiornali, insomma forse c'è anche questo aspetto. Sì, la manutenzione, dopo io non voglio puntare il dito su nessuno perché non sono del settore e non posso sapere dove l'acqua viene scaricata, se viene scaricata in maniera giusta e tutto. L'unica cosa che si può fare è la prevenzione, quindi se io so che domani viene pioggia o pomeriggio mettono ancora pioggia, bisogna cercare di attivare le pompe e bisogna cercare di prevenire il più possibile, perché oggi sono così, io mi libero dopo il garage ma siamo di punto a capo. Perché questo è il tema, lo possiamo vedere guardando al cielo, le nubi sono ancora gonfie di pioggia e l'allerta gialla resta fino a domani mattina alle 8, quindi chiaramente c'è preoccupazione anche per... Sì, certo, quella sì, la preoccupazione, perché se no è un lavoro inutile se noi togliamo, ma domani siamo di nuovo qua. Grazie Giuseppe Barchita, insomma era una storia che dovevamo raccontarvi perché è il disagio di decine di famiglie qui tra Ponte di Piave e Salgareda, quindi l'emergenza è ancora in corso e poi nelle prossime ore ci sarà tutto il tempo per capire realmente cosa è successo questa mattina poco dopo le 8. Con Lucio Zanato, Daniela, ti restituisco nuovamente la linea da Ponte di Piave. Grazie davvero a Cristian. Come avete sentito dunque questa bomba d'acqua che si è abbattuta nella Marca ha creato dei problemi grossi nella zona di Ponte di Piave, soprattutto Ponte di Piave e qualcosa anche a Salgareda. Negli altri comuni qualche allagamento di scantinato, ma nulla di grave. Andiamo a Padova perché c'è una notizia di servizio per chi transita lungo la strada regionale 308 del Santo. Il violento temporale che si è abbattuto questa mattina nella zona di Loreggia ha causato l'allagamento del sottopasso di via Malfattini. I tecnici sono già al lavoro, si consiglia di usare percorsi alternativi. Alcuni disagi sono stati segnalati anche a Piombino Dese e Villa del Conte. Ed ora invece andiamo subito a Vicenza perché c'è stata una campagna di Legambiente per il monitoraggio dei fiumi e del loro stato di salute. I risultati dei monitoraggi effettuati su Bacchiglione e Retrone, ce ne parla la nostra Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina con l'assessora all'ambiente Sara Baldinato. Buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono in compagnia con Giulia Bacchiega dell'operazione Fiumi di Legambiente e con l'assessore Sara Baldinato, assessore all'ambiente del comune di Vicenza, proprio per parlare di questa fotografia che è stata tracciata sullo stato di salute di Bacchiglione e Retrone. Che cosa emerge da quanto avete raccolto in termini di dati sui monitoraggi effettuati? Per quanto riguarda il parametro delle Escherichia coli, quindi il batterio fecale legato al tema della depurazione, sia sul Bacchiglione che sul Retrone purtroppo abbiamo rilevato dei valori molto alti. È una situazione un po' cronica che si conferma, questo infatti è il quinto anno della nostra campagna e è una campagna che ha l'obiettivo non solo di informare i cittadini e le amministrazioni, gli enti, ma anche di stimolarli, perché qui è evidente che abbiamo un problema di depurazione sul quale bisogna intervenire in maniera tempestiva. Lei prima diceva il sogno sarebbe quello di rendere i fiumi ancora balneabili. Sì, è un sogno ed è un po' la nostra grande utopia con questa campagna, perché sappiamo per legge in Italia i fiumi non sono balneabili, ma in alcune città europee si è arrivati a renderli nuovamente balneabili, quindi perché no, anche qui magari un domani. Depurazione, ma anche tante iniziative messe in campo dall'amministrazione. Partiamo con le tante assemblee fatte anche informative per i cittadini. Di che cosa si tratta? Sì, nell'ultimo anno abbiamo incontrato centinaia di cittadini in tutta la città, da nord a sud, da est a ovest, in diverse assemblee in cui abbiamo comunicato le fognature pubbliche che erano state realizzate negli ultimi anni anche non proprio recenti. C'è un obbligo normativo che impone ai cittadini di collettarsi, così si dice, cioè unire proprio le proprie fognature interne di casa alla fognatura pubblica che passa davanti all'ingresso. È un obbligo normativo, ci sono dei tempi tecnici, li abbiamo comunicati per spiegare ai cittadini che l'inquinamento dei fiumi dipende da noi stessi, per cui quando c'è una fognatura pubblica realizzata con appunto i nostri contributi all'interno della tariffa, insieme a Viacqua abbiamo voluto ricordare che c'è un obbligo da rispettare, quindi collettatevi.
E poi ci sono tante iniziative collaterali proprio per rendere vivibili i fiumi. Attraverso la vivibilità in qualche modo si punta anche alla sensibilizzazione sul tema ambientale. Sì, come amministrazione comunale puntiamo molto sulla riqualificazione e rivitalizzazione dei fiumi, per cui in questo mese di marzo abbiamo visto le vie d'acqua, che era la seconda edizione. Con la provincia di Vicenza abbiamo poi dato impulso a un contratto di fiume Retrone. Adesso tutti i comuni su cui passa il Retrone hanno aderito, quindi a brevissimo ci sarà anche un secondo incontro con tutti i comuni, appunto gli stakeholders interessati dal contratto di fiume Retrone, e in più abbiamo stanziato una cifra considerevole, 75.000 euro a bilancio dall'anno scorso, per la riqualificazione e rifacimento, diciamo così, dell'approdo di Parco Retrone. Quindi il parco avrà un approdo per la vitalizzazione dei nostri fiumi, sia per i turisti che per i cittadini. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Questa è la situazione, un po' la panoramica di quello che riguarda l'inquinamento di Bacchiglione e Retrone. Per il momento la linea può tornare allo studio. Grazie davvero, noi continuiamo e abbiamo parlato del monitoraggio di alcuni fiumi, andiamo però a parlare di cronaca con lo sversamento in 2 canali, ovviamente sversamenti abusivi, individuati dai carabinieri forestali responsabili di uno sversamento di liquidi inquinanti in 2 canali tra Terrassa, Padovana e Candiana. Se non sarà fatta la polizia, la procura aprirà un procedimento. Erano diventate improvvisamente nere le acque di 2 canali di scolo, il Ronco e il Prarie, che scorrono tra Terrassa Padovana e Candiana. Una colorazione che aveva destato allarme e fatto partire un'indagine dei carabinieri forestali. Risalito il corso dei canali, i militari hanno individuato l'origine dello sversamento, una tubazione che trasporta residui zootecnici che si era rotta. Trattandosi di un fatto accidentale, i carabinieri avevano agito dapprima in via Bonaria, intimando la riparazione del danno. 2 giorni dopo, nuove segnalazioni di acque nere avevano portato a un'ulteriore perquisizione che aveva verificato come non fosse stato avviato alcun intervento risolutivo. Da qui l'interessamento della Procura della Repubblica di Padova, che ha avviato la speciale procedura estintiva prevista per i reati ambientali. Se i presunti responsabili ripareranno il danno e ripuliranno a loro spese l'area contaminata pagando una sanzione amministrativa, il procedimento penale sarà sospeso, altrimenti si continuerà con il rischio di condanne di pene pecuniarie molto pesanti. Date le numerose segnalazioni di episodi simili, soprattutto nelle ore mattutine e serali dei fine settimana, il Comando Provinciale ha disposto un potenziamento dei controlli da parte di tutti i carabinieri forestali della provincia. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo di nuovo in studio con altre notizie ed altri collegamenti. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora parliamo del Tribunale della Pedemontana dopo il via libera incassato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il percorso del Tribunale sembra essere in discesa, anche chi ha portato avanti per anni la battaglia per la riapertura per questo presidio esprime ottimismo. Siamo all'ingresso del Tribunale di Bassano del Grappa. Ieri c'è stato un passaggio fondamentale nel percorso di nascita del Tribunale della Pedemontana. Siamo con l'avvocato Francesco Savio, già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa e figura molto attiva nella battaglia per non la riapertura, per l'apertura di questo nuovo Tribunale, che ieri era a Roma con il Ministro Nordio, con la delegazione trattante. Avvocato, com'è andata? Benissimo, direi. Abbiamo avuto la conferma dalle parole del Ministro direttamente che il Tribunale si fa, quindi è la notizia migliore che poteva arrivare. Ci ha detto che è imminente la presentazione del famoso disegno di legge governativo da parte del Consiglio dei Ministri, dopodiché passa in automatico alle Camere e ci sarà l'esame delle 2 Camere. Ecco, l'unica variabile adesso sarà i tempi di esame di questo, però confidando che il Governo ha la maggioranza nel Parlamento, penso che non dovrebbero esserci problemi di genere.
Avvocato, per voi è stato importante ieri vedere la compattezza, il messaggio che è arrivato anche dal punto di vista politico dalla delegazione che vi ha accolto. Esatto, perché avevamo praticamente il Ministero, cioè Ministro, Vice Ministro e entrambi i sottosegretari, quindi rappresentate tutte e tre le forze politiche principali del governo, e dalle parole del Ministro è stato chiaro che l'accordo del governo c'è, quindi si vuole fare, per cui meglio di così. Può essere questa anche una risposta a quanti chiedevano per favore non aprite questo tribunale, alle spaccature che ci sono state, una risposta di compattezza di fronte a una proposta di spaccatura? Diciamo che non chiedevano per favore. Diciamo che spero che comincino a razionalizzare la cosa, che comincino a pensare magistrati, avvocati e sindaci che hanno incarichi istituzionali, che dovrebbero guardare agli interessi dei cittadini e non a interessi di bottega. Spero che le parole del Ministro siano state sufficientemente chiare, che ci si possa mettere anche a un tavolo e parlare, non è un problema, ma che la finiscano con questa pantomima sul no, perché veramente siamo gli unici che hanno un comitato del no, e quindi bisognerebbe un attimo anche pensarci e fermare le armi e cominciare a dire ok, partiamo dal principio che c'è, preoccupiamoci degli organici, perché l'unica cosa giusta che dicono è che sono sotto organico, anche se esagerano un po' coi numeri, ma ieri il Ministro ha confermato che entro il 2026 gli organici saranno ripristinati, per cui non c'è nessun motivo, non solo per opporsi al Tribunale Pedemontana, ma ci sono molti motivi per dire ci vuole, è un servizio in più al territorio, cioè bisogna proprio essere, mi viene da dire veneti perché siamo sempre così, ma non siamo tutti così, per dire di no a un servizio che ti dà il governo ci vuole tutta, quindi insomma razionalizziamo la cosa e cominciamo a pensare da persone serie. Avvocato, chiudiamo con una considerazione. Basta aggiungere Tribunale della Pedemontana e qui è tutto a posto. Insegna c'è già. Con questa considerazione che insomma bisogna fare, perché bisogna cominciare a pensare ormai al futuro anche di questa struttura, ringraziamo l'Avvocato Savio e vedremo che cosa succederà. Il sindaco di Bassano, Nicola Finco, tornato da Roma con il sì del ministro Nordio al Tribunale della Pedemontana, sottolinea la compattezza politica dimostrata dal Ministero è fondamentale. Finalmente, insomma, dopo 13 anni di promesse, di via vai anche di politici proprio qui di fronte al Tribunale della sede del Tribunale di Bassano del Grappa, finalmente abbiamo un governo che ci ha dato una risposta chiara, cioè il governo è intenzionato ad aprire il nuovo Tribunale della Pedemontana, hanno capito la bontà del progetto che abbiamo portato avanti nel corso degli anni e soprattutto hanno riconosciuto che questa è una delle zone più ricche del paese, più produttive del paese, e se vogliamo attirare capitali di investimenti abbiamo bisogno di una giustizia di qualità. Quindi su questo il Ministro è stato chiarissimo, ma non solamente lui ma anche il Vice Ministro, i due sottosegretari che rappresentano tutte le forze politiche dell'attuale maggioranza di governo, quindi la prima risposta è arrivata. Ci hanno rassicurato che a breve il testo entrerà in Consiglio dei Ministri per essere approvato e poi inizierà l'iter parlamentare, ma insomma la maggioranza è una maggioranza granitica, se servirà continueremo anche la nostra opera di pressing verso i parlamentari, verso le varie forze politiche, perché non stiamo facendo una bandiera di partito ma stiamo facendo una battaglia del territorio e anche ieri ancora una volta il territorio si è dimostrato unito e compatto, quindi voglio dire un primo risultato importante l'abbiamo portato a casa. Ed ora una notizia che vi leggo da Venezia Today: fuori di sé minaccia di sparare a bordo di un bus a CTV, arrestato. È successo martedì pomeriggio, anziché esibire il biglietto un cittadino marocchino di 24 anni ha scatenato il caos sul mezzo ed era fuori controllo. Il personale ha bloccato la corsa e all'arrivo della volante del 113 lo ha arrestato, sferrava pugni agli agenti, non era fortunatamente armato ma terrorizzati i passeggeri che erano sul bus attorno a lui, i viaggiatori cercavano di allontanarsi mentre lui aggrediva a parole facendo capire di essere armato. Una situazione davvero difficile, l'ennesima situazione difficile all'interno dei bus.
Ed ora continuiamo con la cronaca e ci rispostiamo in Friuli Venezia Giulia. Silvio Comello, 43 anni, di Reana del Roiale, è stata rinviata a giudizio per omicidio volontario di Stefano Lurig del 4 maggio 2023 a Bicinicco. La donna comparirà davanti alla Corte d'Assise e rischia la pena dell'ergastolo. Inizierà il 3 luglio davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine il processo a carico di Silvia Comello, accusata dell'omicidio volontario di Stefano Jurig, avvenuto la sera del 4 maggio del 2024 a Bicinicco. La data è stata fissata dal giudice per l'udienza preliminare Rossella Miele, che ha rinviato a giudizio la donna, riconoscendo anche le aggravanti di futili motivi, sevizie, crudeltà e minorata difesa, contestate dal pubblico ministero Andrea Gondolo. Il rinvio a giudizio con questo capo di imputazione può portare in caso di condanna alla pena dell'ergastolo. Nel dibattimento in aula, dove l'imputata sarà difesa dall'avvocato Irene Lenarduzzi, avrà un ruolo di primo piano la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputata, sottoposta a perizia psichiatrica sia dalla procura che dal consulente di parte, con esito del tutto contrastante. Il perito dell'accusa ha infatti stabilito che al momento del delitto la donna era capace di intendere e di volere, a differenza del consulente di parte che ritiene l'esatto contrario. Il 4 maggio a Bicinicco Silvia Comello, arrestata la sera stessa del delitto, era stata trovata in strada a poca distanza dalla casa di Jurig, con gli abiti sporchi di sangue. Era in stato confusionale e non aveva chiarito il legame con la vittima, definendolo un semplice amico. I due si erano incontrati la mattina al SERT di Udine, dove erano seguiti per problemi di dipendenze. In un primo momento la donna aveva raccontato di averlo ucciso a colpi di forbice e di avergli gettato addosso dell'acido muriatico. Poi aveva cambiato versione, riferendo di averlo colpito quando era già morto e di aver sconfitto il male, ma l'esito dell'autopsia ha smentito questa versione. Nel processo la figlia di Stefano Jurig è stata ammessa come parte civile. Ed ora torniamo a parlare dell'ennesimo gravissimo incidente avvenuto ieri lungo la 4 tra Roncade e Meolo, dove è morto un 79enne, lavorava a 79 anni il padovano Emilio Gambon, vittima dell'ennesima tragedia. L'impatto violentissimo, il furgoncino che finisce sotto il camion, le lamiere contorte ed un'altra vittima della strada. Il gravissimo incidente sull'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie tra Bivio A4 a 57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la vittima rimasta incastrata nel posto di guida. Nulla da fare per il conducente del furgone Emilio Gambon, 79 anni, originario di Montagnana ma residente da anni ad Abano Terme. Da una prima ricostruzione nel tratto c'erano rallentamenti segnalati a più riprese dalla concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Ad un tratto il furgone, per motivi da accertare, ha urtato a forte velocità l'auto articolato che lo procedeva nella coda a tratti. In un attimo si è consumata la tragedia. Nulla hanno potuto fare i sanitari del SUEM 118 arrivati con ambulanze, automedica e di soccorso. L'uomo è morto sul colpo. Gambon arrotondava la pensione lavorando in una ditta del settore delle pompe di calore da maggio 2019 con un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, 20 ore a settimana, con la mansione di trasportatore. Era un ex istruttore di scuola guida e quindi esperto nel destreggiarsi anche in condizioni di traffico complicate. Ma non è bastato. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Mestre e Treviso, con l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Il lavoro dei soccorsi ed il silenzio degli operatori di fronte all'ennesima vittima della strada. Ed una folla commossa ha salutato Matteo Marcato a Spinea, il giovane padre tragicamente scomparso in un incidente. Una comunità in lutto ha salutato per l'ultima volta Matteo Marcato, stroncato a 34 anni in un tragico incidente stradale sulla Iesolana giovedì scorso, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Un impatto frontale con un camion ha spezzato per sempre la sua giovane vita. Nella chiesa dei Santi Vito e Modesto di Spinea, un silenzio carico di dolore ha avvolto tutti i presenti. Come non pregare per la compagna Cash, che lotta in ospedale
ma che per fortuna, pur avendo tanti passaggi da fare, riuscirà a venirne fuori e a riabbracciare il suo figlioletto. Accanto a lui, nell'auto distrutta, c'erano la compagna Kasia, di origine polacca, e il loro bimbo di appena 7 mesi, Davide Antonio. Un miracolo nella tragedia, entrambi sono sopravvissuti. Kasia, ancora ricoverata, non ha potuto prendere parte ai funerali. Nemmeno la madre di Matteo, rimasta a casa per accudire il piccolo, miracolosamente illeso. Un padre amorevole, un compagno premuroso, un lavoratore stimato. Matteo lascia un vuoto incolmabile, non solo tra i suoi cari, ma anche tra i suoi colleghi, amici e conoscenti. I primi ad accorrere per salutarlo sono stati proprio alcuni compagni di lavoro e la cugina, testimoni del forte legame che li univa. Ti ricorderemo per la tua generosità, il tuo spirito vivace, la tua capacità di rendere ogni giornata un po' più luminosa. La tua presenza mancherà profondamente a tutti noi. Il tuo sorriso e la tua energia erano contagiosi. Bastava varcare la soglia della cucina per sentirsi accolti da te, dalla tua voce, dalla tua allegria. Una famiglia spezzata, così in molti hanno commentato l'immenso dolore che questo tragico incidente ha portato con sé, ma nella speranza di chi resta vive la memoria di un uomo che ha amato profondamente fino all'ultimo respiro. Ti prometto che tutti noi ci prenderemo cura di Antonella e Michele, di Evelina, di Kasia, ma soprattutto del piccolo Davide, che crescerà felice e imparerà a conoscerti attraverso i nostri racconti e le nostre parole, perché non smetteremo mai di parlargli di te. E parliamo proprio di sicurezza stradale. Per aumentare il livello nei quartieri, il Comune di Vicenza intende estendere il limite di velocità di 30 km/h già presente in alcune zone. Una misura drastica, però non incontra il favore di tutti. Il controllo della velocità per ridurre il numero degli incidenti stradali. L'amministrazione comunale, sollecitata anche dai cittadini dopo i sinistri mortali dei mesi scorsi, intende estendere il limite dei 30 km/h nella maggior parte dei quartieri. Una misura estrema che però rischia di essere poco efficace se non accompagnata da adeguati controlli delle forze di polizia sul territorio. Un tema che appare divisivo per i vicentini interpellati. Di fatto c'è già. Perché lei si metta dietro a qualcuno, forse bisognerebbe semmai chiedere una maggiore attenzione a chi guida. Sì, come adesso 50 e anche 30, dipende, perché più avanti dove si restringe, se fai i 50 bisogna stare molto attenti, e ora i 30 va bene? Secondo me no. Perché allora? Ma non meno di 40, perché scusatemi, se no stiamo fermi. Assolutamente sì. Per me è assolutamente opportuno, perché comunque sia c'è tanta gente che corre, poi succedono disgrazie e la gente piange. Ogni cosa dobbiamo stare sempre a guardare i segnali, stai camminando e devi stare attento al centro, è solo una questione di cassa per i comuni. Beh, Dio, qualche via si potrebbe fare, qualche via sì, e anche a senso unico soprattutto, perché non c'è più spazio di lasciare esposto la macchina, ecco, tutto lì. Secondo me sta più all'intelligenza della gente, non sapere dove può andare a 40, a 50 e dove non può andare a 50. Vicino alle scuole uno rallenta normalmente, per cui nei quartieri mettere 30 km/h è poco opportuno, cioè è poco praticabile, non è molto pragmatico tutto qua. Oddio, 30 orari è tanto limitante, però sì, è buono, perché va bene per le persone, per i pedoni eccetera, però è un po' limitante i 30 orari, insomma, per me. La Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza che ha condannato Filippo Turetta all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin e che non ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e dello stalking.
Per il pubblico ministero non ci sono dubbi, 75 coltellate sono crudeltà perché hanno prolungato l'agonia di Giulia, così come le migliaia di messaggi a tutte le ore del giorno e della notte e i ricatti emotivi a cui Filippo Turetta sottoponeva la ragazza sono stalking. Per questo la Procura di Venezia ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che lo scorso 3 dicembre aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, una sentenza che però non aveva riconosciuto le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Il pubblico ministero Andrea Petrone punta dunque a veder riconosciute le 2 aggravanti in secondo grado. Giulia venne aggredita più volte la notte del delitto e 75 coltellate dimostrano un accanimento che ha senza dubbio prolungato l'agonia della 22enne studentessa di ingegneria dell'Università di Padova, senza tener conto degli atti persecutori a cui era stata sottoposta nei mesi precedenti il delitto, una condizione che la ragazza aveva raccontato anche in un audio alle amiche in cui parlava dei continui messaggi di Filippo Turetta, messaggi in cui le diceva di volersi togliere la vita se lei non fosse uscita con lui. Turetta inviava SMS in continuazione a Giulia e questo per il PM va inquadrato come stalking. A stabilirlo ora ci penserà la Corte d'Assise d'Appello di Venezia. I termini per presentare i ricorsi scadono il 27 maggio, ma al momento la difesa di Turetta non ha presentato richiesta di appello. Rimaniamo in terra veneziana, sono stati giorni impegnativi in centro storico, in terraferma, dove per tutto il fine settimana gli agenti della polizia locale sono intervenuti per contrastare furti e borseggi. Uno dei fenomeni davvero di cui vi raccontiamo spesso che accadono proprio a Venezia. Sabato pomeriggio verso le 14 2 cittadine bosniache minorenni di 13 e 15 anni sono state sorprese a borseggiare turisti sul ponte di Rialto. Le due avevano appena tentato di mettere in mano al portafoglio di un turista proveniente da Hong Kong e residente negli Stati Uniti, che non si è accorto di nulla fino all'arrivo degli agenti. Le minori, mai bloccate prima dalle forze dell'ordine ma con precedenti a Roma, sono state accompagnate in una comunità a Padova per la custodia in riferimento a quanto il Tribunale dei minori stabilisce in questi casi, quando appunto ad adempiere a compiere i furti sono ragazze in tenera età. Una piaga, quella di Venezia, davvero che si sta cercando di arginare. L'appello delle forze dell'ordine è sempre quello di prestare massima attenzione, soprattutto nel centro storico, nel cuore di Venezia, quando ci sono anche molti turisti che camminano. Purtroppo queste borseggiatrici sono davvero brave a rubare dentro le borse senza farsi accorgere, come nel caso del cittadino di Hong Kong. Torniamo a Treviso con la cronaca, ve l'abbiamo raccontato anche ieri e si continua a cercare, caccia la banda che ha colpito, messo a segno il furto che poi si è trasformato in rapina ai danni di una signora a Morgano, la signora Mariella Micheletto di 73 anni. Il suo racconto, la paura che ci ha raccontato, insomma: non riesco più a tornare a casa a dormire, ho troppa paura, quando chiudo gli occhi rivedo l'uomo incappucciato davanti a me. Caccia, come vi dicevo, a questa banda, sembra una banda dell'est, non si esclude nulla, nemmeno che siano trasfertisti. Questo ovviamente in mano alle forze dell'ordine che stanno scandagliando le telecamere di videosorveglianza, che stanno cercando di recuperare più indizi possibile per cercare di identificare questi 3, perché 3 erano i malviventi. Poi non sappiamo se si sono appoggiati, avevano un palo, una macchina ad attenderli poco lontano. Sappiamo solo che sono fuggiti attraverso il campo, ma sentiamo il racconto di questa signora di 73 anni che si è trovata faccia a faccia con il malvivente, e del figlio che è corso in aiuto della madre e il figlio ed il nipote che hanno avuto una colluttazione con i malviventi. Gli hanno portato via tutto, preziosi suoi, della mamma e ricordi del marito, una vita che custodiva in una stanza. Ora non le è rimasto nulla, ma soprattutto non ha più dormito in casa sua. Si è trasferita per queste notti nelle abitazioni del figlio. Però bisogna che cominci un po' alla volta a abituarmi di nuovo, perché questo è... Pensavo di essere al sicuro con l'allarme tutto chiuso, invece
non sono al sicuro per niente. Un nodo alla gola, la voce che si spezza quando ripensa a quei minuti terribili. Quanta paura, signora? Tanta, perché ancora adesso mi tremono le gambe e non si riesce a mandare giù. Mariella Micheletto, 73 anni, ci racconta di quei momenti di terrore quando si è trovata faccia a faccia con uno dei banditi. Quando ho aperto la porta che divide il reparto giorno e il reparto notte, praticamente me lo sono trovato davanti, tutto incappucciato di nero, e l'altro che lo seguiva dietro praticamente è andato verso le camere. Io ho richiuso la porta e sono andata al telefono a chiamare mio figlio e mio nipote, e poi ho chiamato il 112. La donna è barricata in cucina. Loro, nonostante l'abbiano vista, hanno arraffato tutto quello che hanno potuto, mettendo i preziosi nella federa di un cuscino. Dopo la chiamata ai familiari che abitano accanto, sono accorsi subito il figlio ed il nipote. Io non sapevo dove era mia mamma dentro casa e non sapevo cosa gli avevano fatto, insomma. Sì che abbiamo tentato di fermarli prima di tutto. Avete lottato fino a che loro vi hanno minacciato? Sì, mio figlio ha lottato, io meno perché erano sopra il terrazzo, hanno fatto il giro e sono scappati subito, io sono solo corso dietro. Mio figlio invece ha fatto a botte con uno di loro. Sono entrati in 3 scavalcando questa rete. Loro sono entrati da questa parte qua. Quindi l'aggressione è stata qui? Qui, dopo loro sono andati avanti di là, si sono fermati 2 metri più avanti, ci hanno detto o ci lasciate andare o se no vi spariamo, abbiamo la pistola. Manca la sicurezza, dice esasperato Fabrizio, che ci diano la possibilità di difenderci. Io ero a letto, sono loro che sono entrati, sì che io potrò pur difendermi, perché io sono cacciatore, ho anche i fucili, ma non sono uscito con il fucile, appunto perché per non rischiare poi lei. Perché tanto rischio io, non loro sono liberi di fare quello che vogliono. Fra l'altro Fabrizio ci racconta che già qualche mese prima erano passati. Io avevo già visti 2 o 3 mesi fa, li avevo trovati sotto il porto che io rientravo, però non sono riuscito a prenderli perché loro mi hanno visto e sono scappati, li ho visto saltare di nuovo la recinzione e andare via per dove sono usciti, andati via l'altra sera. Secondo lei sono le stesse persone? Secondo me sì. Giovani, ci dice, veloci, atletici dell'Est Europa, disposti a tutto e senza nessuna paura. Ed ora lo vedo già nel nostro schermo, l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini, assessore alla protezione civile. Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, era annunciato il maltempo, questa giornata insomma di pioggia continua, poche le zone fortunatamente che si sono trovate sott'acqua, ad esempio Ponte di Piave, abbiamo visto, e Salgareda, ne abbiamo parlato all'inizio di questa edizione. Com'è andata negli altri comuni all'interno della regione Veneto? Insomma, situazione difficile solo in alcune zone. Sì, situazione complicata solo in alcune zone. Diciamo che soprattutto a partire dalle prime ore della giornata di oggi il Veneto è stato interessato da questa perturbazione che era stata annunciata e che ha interessato in maniera particolare la parte nord del Veneto, mentre la parte sud è stata interessata praticamente quasi nulla. E in modo particolare nella fascia, diciamo, da Verona fino a Ponte di Piave sono state registrate le precipitazioni piovose più copiose. E in modo particolare abbiamo registrato 75 mm in 2 ore a Ponte di Piave, 64 mm in 2 ore a Oderzo, 67 mm in 3 ore a Trebaseleghe, e 52 a Grezzana, 53 a Chiampo. Però abbiamo avuto anche dei dati, soprattutto nell'arco temporale di mezz'ora, particolarmente rilevanti. A Ponte di Piave 33 mm in mezz'ora, 37 mm a Oderzo, 43 a Trebaseleghe, e quindi diciamo che i comuni più interessati sono stati Ponte di Piave, Motta di Livenza, Teglio Veneto, San Biagio, diciamo la zona attorno a Ponte di Piave in modo particolare. E lì sono stati attivati non solo i vigili del fuoco ma anche volontariato di protezione civile, come anche in qualche altro caso in altri comuni del Veneto in maniera molto localizzata, a seguito di allagamenti che hanno interessato appunto scantinati o sottopassi. In alcuni casi sono state chiuse alcune strade, anche per scopo così precauzionale. Diciamo che questi effetti sono gli effetti che erano emersi e che io continuo a ripetere dallo studio fatto che abbiamo commissionato all'Università di Padova, che
evidenzia un incrementarsi delle grandi precipitazioni in archi temporali ridotti, la mezz'ora, l'ora, le 2 ore al massimo. Ecco, per questo tipo di eventi ovviamente io dico che bisogna ripensare a tutta la rete delle acque meteoriche. La Regione interviene sui corsi d'acqua principali, i bacini di laminazione, le arginature eccetera, però quando capitano queste che giornalisticamente generalmente voi chiamate bombe d'acqua, cioè precipitazioni copiose in archi temporali ristretti, ovviamente non sono gli interventi che ho appena descritto che sono quelli che consentono di evitare l'allagamento, ma sono una riprogettazione delle reti di acque meteoriche. Questo in considerazione del fatto che in passato questi eventi erano molto più rari rispetto a quanto sono adesso. Non è quindi una questione spesso non è una questione di tombini sporchi, è semplicemente che quando furono progettati 50, 70, 80 anni fa queste precipitazioni così violente nell'arco temporale ristretto non accadevano in maniera così frequente, quindi furono progettati in molti casi in maniera corretta per l'epoca, ma che oggi ovviamente non sono in grado di far fronte a questi eventi sempre più frequenti. Ci stiamo infatti abituando a queste variazioni comunque climatiche che sono repentine. Sì, anche per le prossime ore credo sia la cosa che interessa di più gli ascoltatori, immagino. Anche per le prossime ore continueranno a esserci delle precipitazioni che potranno essere molto intense anche se in ambiti ristretti. Infatti il bollettino che uscirà oggi sostanzialmente prevederà il colore giallo per quanto riguarda tutto il Veneto, a parte la parte alta del Veneto e quindi la zona dolomitica. Sottolineo che il giallo non vuol dire che accadono eventi poco gravi. Possono accadere eventi anche rilevanti, però localizzati, come è stato appunto il caso di questa mattina, dove nell'ambito di pochi comuni si sono registrati dei danni. E quindi anche nelle prossime ore insomma c'è da stare un po' attenti a come si evolverà l'evento. Insomma. Quindi insomma le prossime ore fino a quanto rimarrà l'allerta gialla? Beh, intanto per il pomeriggio di oggi e la notte e la mattina di domani, poi dopo dovrà esserci, secondo le previsioni che abbiamo, dovrebbe esserci un miglioramento e quindi si va verso miglioramento generalizzato, per cui c'è ancora insomma sto pomeriggio, stasera, dove potranno accadere ancora eventi di una certa consistenza. Ecco, e in zona montana invece la situazione com'è? No, ha piovuto, ci sono state precipitazioni anche insomma abbastanza importanti, però che non hanno creato particolari disagi o danni. Ecco, non ci sono problemi, siamo abituati insomma quando piove tanto, quando ci sono queste precipitazioni così forti e in poco tempo, magari a smottamenti oppure frane che si muovono maggiormente. Ma diciamo che l'evento meteo, quindi la precipitazione concentrata nel tempo, innesca quelle frane che vengono chiamate colate detritiche e che caratterizzano alcune zone del nostro territorio, penso per esempio alla Valle del Boite, ma non solo. Però altre tipologie di frane invece richiedono precipitazioni che durano per ore e che quindi non sono paragonabili a quelle che sono accadute nelle ultime ore, che sono appunto molto concentrate nel tempo, perché a Ponte dei Piave 75 mm in 2 ore, però prima e dopo sostanzialmente di fatto non ha praticamente quasi piovuto. Ecco, in questi casi invece quelle frane che richiedono molto tempo, cioè piogge molto lunghe, non danno particolari problematiche. Quindi Assessore, insomma, l'attenzione adesso è per questa sera, perché dopo insomma la situazione dovrebbe migliorare per la giornata di domani. Sì, assolutamente così. Assessore, io la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie, buona buon giornata lavoro. a tutti. Grazie, buon lavoro Assessore. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio, torniamo a parlare anche di sicurezza e di zone rosse.
Rieccoci nuovamente in studio, l'abbiamo detto prima, torniamo a parlare di sicurezza, parliamo poi anche di zone rosse. Intanto sicurezza, siamo a Vicenza in centro storico, regolamenti municipali al posto di ordinanze e zone rosse. Il sindaco Possamai a Vicenza c'è già ed è efficace. Episodi di violenza e degrado in centro storico che fanno tornare alla ribalta il tema dell'istituzione delle zone rosse, non previste per ora, ha spiegato il prefetto Romano, invitando tutti i sindaci a dotarsi di regolamento di polizia urbana, cioè norme consacrate in un regolamento municipale che forniscono alle forze di polizia lo strumento per intervenire, ad esempio con i DASPO. Il Comune di Vicenza ha un regolamento molto vasto, molto approfondito, tra l'altro che aveva avuto una revisione rilevante con la precedente amministrazione che aveva aggiornato molti aspetti del regolamento, quindi Vicenza ce l'ha, lo utilizza in maniera efficace, ovviamente lo mette a disposizione di prefettura e forze dell'ordine perché poi può essere applicato naturalmente anche da loro, quindi la collaborazione è massima. Strumenti che non hanno durata limitata come le ordinanze e diventano di fatto norme di civile convivenza. Facciamo l'esempio di una ordinanza che abbiamo fatto recentemente, quella per esempio relativa alla prostituzione nella zona di Viale San Lazzaro, nella zona di Viale Verona. Nel regolamento è previsto un divieto di stazionamento in quelle aree, noi abbiamo aggiunto in via sperimentale con un'ordinanza ulteriori possibilità per la polizia locale e per le forze dell'ordine di elevare sanzioni in quella zona. È altrettanto evidente che se questa ordinanza funzionerà, cioè se riscontreremo che ha un'efficacia, quell'ordinanza potrà essere inserita all'interno del nostro regolamento. Diversi i punti del regolamento funzionali a servizio del decoro. Sono tantissimi i punti che intervengono sulla situazione della polizia, della igiene urbana. Per esempio il divieto di bivacco consente tutte le mattine e tutte le sere alla polizia locale di far spostare i bivaccanti dove si ravvisa la possibilità anche di sanzionarli. È chiaro che avremo bisogno di ulteriori strumenti, cioè strumenti legislativi, finché non ci sono leggi dello Stato che consentono alla polizia locale, ma ancora di più a prefetture e forze dell'ordine di intervenire in maniera più decisa. I regolamenti comunali servono a dare sanzioni amministrative. Vigilanza e repressione che camminano di pari passo con il tema della prevenzione su cui torna il sindaco Possamai. Molti casi che creano disagi, difficoltà in città sono legati a, per esempio, persone con problemi di tossicodipendenza o di alcolismo, non a persone che poi fanno attività di delinquenza. In questo senso serve finalmente tornare ad investire sui SERT, sui servizi per le tossicodipendenze, per le dipendenze e fare in modo che questi servizi vengano adeguatamente finanziati. Ed ora parliamo di zone rosse, ma questa volta ci spostiamo a Treviso. La maggioranza è spaccata, stanno strumentalizzando un tema complesso. Va all'attacco il Partito Democratico all'indomani dell'annuncio dell'istituzione di una zona rossa in via Roma, ricordiamo insomma una delle zone calde di Treviso. Una misura che sposta solo il problema, dice Stefano Pelloni. Forze dell'ordine al lavoro in vista della partenza attesa per lunedì, in campo anche l'US 2. Una maggioranza che, possiamo dirlo, non esiste più. Il litigio è continuo, è su tutto. Se il sindaco non vuole la zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede una. Se il sindaco accetta una zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede due. Non sappiamo più come verranno governati fenomeni complessi di cui si sta facendo solo una mera propaganda e una mera battaglia politica. Attorno alla zona rossa di via Roma l'umore interno alla maggioranza è nero, soprattutto dopo la stoccata di Mario Conte agli alleati di Fratelli d'Italia. Inutile perdere tempo chiedendo altre zone rosse, la frase pronunciata dal sindaco in prefettura con riferimento alle richieste già avanzate dagli esponenti di Fratelli d'Italia relative a via Collalto e a Santabona. Meloniani, che in queste ore preferiscono non commentare l'uscita del primo cittadino, accolta però con malcelato fastidio. L'opposizione si insinua tra quelle che appaiono delle crepe. Quanto alla sostanza, il tema sicurezza resta, anzi si sposta.
Io penso che appunto la zona rossa sia un palliativo che non servirebbe, che concentrerà in quella zona tutte le forze dell'ordine, che sguarnirà le altre aree dalle forze dell'ordine e che sposterà il problema e non lo risolverà. Intanto c'è attesa per lunedì, quando il quadrante a ridosso della stazione si tingerà di rosso, con controlli rafforzati e procedure semplificate per chi sgarra. Tra i cittadini la misura sembra al momento attesa. La rossa è giusta, ci sono tante cose che non vanno bene qua a Treviso, che vanno aggiustate. Anche il fatto di spacciare qua, soprattutto qua i tunisini, i marocchini, stanno esagerando qua. È sicuramente monitorato, visto che il traffico che c'è davanti alle stazioni in generale, non solo a Treviso, è sempre un po' da tenere d'occhio, ecco. È una cosa buona, almeno così ci sta meno criminalità in giro per Treviso. La signora Aura, di origini filippine, vive in città da quasi 40 anni. Per me è giusto, non è male. È più positivo che negativo. Servono più controlli in questo? Così. Vedi, senza controllo mi fa paura camminare qualche volta. Pronta a scendere in campo anche l'ULSS 2, imminente la presentazione di un progetto contro bullismo e disagio giovanile, nel quale ci saranno anche gli educatori di strada. Stiamo lavorando, presenteremo con Sua Eccellenza il Prefetto il progetto che sarà, noi ci auguriamo, un progetto che possa aiutare a far ritornare, come dire, questi ragazzi su un binario di educazione civica. E da parlare anche il titolare del kebab, più volte aggredito nei mesi scorsi e protagonista di un caso diventato nazionale. Spero che questa zona rossa sia per sempre, dice Halil, il cui locale proprio nel cuore di Via Roma. Ti auguri che questa zona rossa non sia solo per un mese, ma che la tengano per un po'? Speriamo che tengano per un po', non per un mese. Speriamo che sarà sempre. Vediamo come succede dopo. Spera in una zona rossa permanente o qualcosa di simile. Halil Meral, il titolare del kebab di Via Roma, più volte finito nel mirino di violenti e facinorosi, ancora vivide le immagini dell'aggressione shock subita da alcuni marocchini. Il caso di Halil, poco meno di un mese fa, aveva fatto letteralmente il giro d'Italia quando la licenza del suo locale era stata sospesa per 7 giorni dalla questura, un provvedimento molto discusso, adottato in via precauzionale anche a tutela della vittima, ma da più parti definito ingiusto. Polemica che ora sembra archiviata, soprattutto in vista di questa prima e nuova zona rossa. Speriamo che sarà sempre la zona rossa, perché quando ci sono la forza dell'ordine qui è tranquillo, è molto bene, lavoriamo bene. Non ci sono gasine, non ci sono niente, non ci sono gli spacciatori, speriamo che sarà sempre così. In Via Roma più che altrove pare di capire la presenza di agenti e militari fa la differenza. Se ci sono si assiste a un vero e proprio fuggi-fuggi. Quando non ci sono le forze dell'ordine arrivano, quando ci sono non c'è nessuno, qui è tranquillo, però ci sono anche le militari qui sempre. Ci sono le carabinieri, arriva anche la polizia locale, tutti arrivano da questi giorni, è molto tranquillo. Insomma, la strada intrapresa sembra quella giusta. Lo stesso Halil, che nei giorni caldi aveva anche confidato di volersene andare, ha cambiato idea. Del resto non c'è soltanto una famiglia da mantenere, ma pure un'attività con 5 dipendenti. Non posso andare, io sono qui, anche questa è una casa mia. Non posso lasciare la mia casa, sono qui da sempre. Zone rosse, se ne parla un po' in tutte le città più importanti del Veneto, però ci sono polemiche anche sulla zona rossa all'Arcella. Parliamo di Padova, dopo le parole del ministro Piantedosi a sostegno della decisione del prefetto di Padova, anche Forza Italia parla di decisione giusta. Le polemiche sulla zona rossa dell'Arcella sono strumentali e non fanno bene al quartiere, così il gruppo di Forza Italia, che sostiene il provvedimento del prefetto di Padova che ha istituito da lunedì la nuova zona rossa nel quartiere più popoloso della città. Sono polemiche politiche
e sono anche pericolose perché appunto poi sulla strada, sul campo ci sono gli agenti di polizia, quindi che un'istituzione come quella nella figura del sindaco, comunque l'amministrazione squalifichi la decisione del prefetto, insomma non è istituzionalmente corretto. Secondo il vice segretario cittadino Lorenzo Innocenti, i controlli porteranno benefici e non svalutazioni degli immobili, come invece aveva sottolineato l'amministrazione comunale, riferendosi alla definizione di zona rossa. È stato detto che la presenza delle forze di polizia danneggerebbe i valori delle case, i valori immobiliari, perché farebbe percepire l'Arcella come una zona insicura. In realtà io sono andato a vedere un articolo del 2013 pubblicato sul Mattino di Padova in cui veniva sottolineato come nel periodo, in quell'anno lì, rispetto al decennio precedente, le case all'Arcella avessero perso fino al 30% del proprio valore, quindi ecco, semmai la presenza della polizia può migliorare la percezione di sicurezza e quindi anche il valore. Io credo che la partita si stia giocando sulla comunicazione soprattutto, cioè l'amministrazione che ha investito tanto in termini sia economici sia appunto comunicativi, vedendosi adesso sconfessata nella narrazione l'Arcella è cambiata, l'Arcella è un quartiere in cui va tutto bene, da questa decisione vede fallire 10 anni di progetto. Secondo Innocenti, inoltre i residenti e i commercianti dell'Arcella hanno fatto molto in questi anni per il quartiere, ma i controlli delle forze dell'ordine sono uno strumento efficace anche per altre zone di Padova. Ho sollevato il tema pochi giorni fa sul rione Santa Sofia, che sicuramente ha meno problemi di sicurezza rispetto a un quartiere grande e complesso come l'Arcella, ma molti residenti si stanno organizzando per delle passeggiate, insomma, per la sicurezza, dei controlli di vicinato, perché ci sono dei fenomeni di spaccio, dei fenomeni degli accoltellamenti. Insomma, io credo che tanti residenti di Padova e commercianti avrebbero piacere di avere un maggiore presidio delle forze di polizia, quindi è un'occasione, è un'opportunità e nessuno sta criminalizzando l'Arcella. A Padova la polizia ha fermato a bordo di un furgone un ricettatore di bici di valore rubate in Italia e all'estero. Si tratta di un 52enne serbo che stava trasportando la refurtiva a bordo del furgone, intercettato a Padova e poi bloccato in provincia di Vicenza. Da Salisburgo a Padova ha sgominato un traffico di bici di lusso rubate. L'indagine della squadra mobile di Padova, che ha portato al fermo per ricettazione di un 52enne serbo, è partita dalla chiamata in questura a Padova di un cittadino austriaco a cui avevano rubato la bici del valore di 2.800 euro nel suo condominio a Salisburgo. Attraverso il dispositivo AirTag di cui era munita la bicicletta, l'uomo l'aveva localizzata a Padova e così allertato il 113. I poliziotti hanno così individuato il furgone che trasportava il velocipede mentre si spostava da Ponte Vigo d'Arzere verso la provincia di Vicenza, bloccandolo alla stazione ferroviaria di Tiene. A bordo del furgone altre 9 biciclette, alcune smembrate e divise in pezzi, rinchiusi in grossi sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Il conducente, un 52enne serbo, ha ammesso che le stava trasportando nel suo paese senza dare molte indicazioni. Portato in questura, è stato fermato per ricettazione e portato in carcere a Vicenza. L'uomo infatti era giunto da poche ore a Padova dalla Serbia con l'obiettivo di prelevare e portare le bici di valore già rubate. 2 delle bici ritrovate erano state portate via nello stesso condominio di Salisburgo da dove aveva chiamato il signore austriaco derubato. Ogni bici valeva circa 4.000 euro. Il furgone e tutta la refurtiva sono stati sequestrati. Una bici del valore di 8.000 euro era stata rubata in zona Arcella lo scorso 14 maggio. La squadra mobile di Padova sta facendo ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rubato. Una notizia giunta ora: è prevista per il prossimo 26 giugno la sentenza della Corte d'Assise di Vicenza per il processo legato all'inquinamento da FAS nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Nel corso dell'udienza di questa mattina al Tribunale di Vicenza, al termine delle repliche degli avvocati delle parti civili, il collegio ha rinviato al 26 giugno per le eventuali repliche degli avvocati della difesa e poi la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per elaborare
elaborare il dispositivo, e 15 manager imputati che negli anni hanno guidato la Mitemi di Trissino e accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzati, inquinamento ambientale ed altri reati fallimentari. Oltre 120 gli anni di carcere chiesti dall'accusa in un processo iniziato nel luglio del 2021. Ed ora parliamo dell'appello della moglie di Massimo Zen, la guardia giurata in carcere per aver ucciso un bandito in fuga, che racconta di cure dentarie negate al marito. Il consigliere regionale Giulio Centenaro chiede di andarlo a trovare in cella. Lasciato senza cura i denti, un intervento necessario per risolvere un problema di impianti che sono rovinati e che al momento gli provocano difficoltà ad alimentarsi. La vicenda è quella di Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, in carcere dal 2023 dopo la condanna definitiva per aver sparato contro i banditi in fuga dopo un assalto ad un bancomat di Vedelago, uccidendo uno di loro. La denuncia arriva dalla moglie di Zen, Franca Berto, che attraverso i social ha lanciato una protesta raccontando quanto sta accadendo al marito rinchiuso nel carcere di Verona. Da mesi, tramite gli avvocati, presentando documentazione medica, hanno fatto richiesta di cure dentarie per Massimo Zen. Un intervento delicato che, spiega Franca Berto, va effettuato all'esterno del carcere, ma ancora non ci sono state risposte e non sono arrivati i permessi. E nel frattempo Massimo Zen fa fatica ad alimentarsi. Della vicenda si è interessato anche il consigliere regionale Giulio Centenaro della Lega. Deve avere questo intervento ai denti, insomma, dei problemi eccetera, e trovo assurdo che non si riesca a dare risposte a una persona, insomma, che ha questi problemi. Parlo anche di un discorso di dignità personale, soprattutto uno che secondo me, facendo il proprio dovere, ha avuto una condanna così importante, e adesso essere umiliato in questa maniera non va bene, ecco. Centenaro ha interessato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e presto vuole andare a trovare Zen in carcere a Verona. Mi sono sentito anche con lui e vediamo un attimo di trovare una soluzione. Sembra che il problema sia anche dal punto di vista sanitario, quindi vediamo un attimino cosa fare. Nel frattempo ho fatto richiesta, ho dato mandato agli uffici regionali di richiedere una visita presso il carcere di Verona, che vorrei andarlo a trovare e parlargli personalmente. Nel frattempo la moglie di Zen continua la sua mobilitazione sui social con post e foto per tenere alta l'attenzione sulle condizioni di salute del marito. E noi siamo arrivati al termine di questa nostra prima edizione, ma vi ricordo che fra poco ci sarà l'approfondimento dedicato alla salute. Si parlerà di tutti i percorsi di prevenzione offerti da Oras, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Ospiti di Alice Montagnier, Quirino Messina, medico internista e coordinatore di check-up di Oras, e Isabella Lante, responsabile dell'area ambulatoriale e servizi sanitari per esterni di Oras. Questa dunque era la nostra ultima notizia, quindi ora la pubblicità. Vi ricordo fra qualche minuto anche l'approfondimento dedicato alla salute. Grazie davvero, grazie ad Alessandro Granziera e Tommaso Migot per averci seguiti, i due nostri registi, grazie, e l'appuntamento per la prima edizione per domani. Arrivederci.